allontanando da alcuni alleati e si svincolano dalle regole internazionali. Si tratta di una forma di aggressione neocoloniale sempre più presente nelle relazioni diplomatiche, una forma di aggressione neocoloniale. Io non dirò come cosa alla faccia Emmanuel Macron, ma lui che parla di aggressione neocoloniale, se guardiamo alla storia anche recente francese rispetto a molti paesi africani ex formalmente colonie, mica tanto ex nei fatti, pensiamo al Mali, pensiamo a quei paesi che ancora adottano il franco francese. Lui parla di aggressione neocoloniale, ma proseguiamo. Le istituzioni del multilateralismo funzionano sempre meno efficacemente. Ah, bienvenue, monsieur le président. È senza dubbio vera, direi che è apodittica questa affermazione, ma Trump è piuttosto l'effetto di questa stortura del vecchio ordine globale o globalista che non regge più, non è la causa. Cioè queste istituzioni del multilateralismo, da cui oggi Trump ha annunciato l'uscita degli Stati Uniti, no, da molti anelli di questa rete, da molte di queste istituzioni o enti internazionali, non funzionano da tempo. Sono monopolizzate dalle dittature, dai paesi canaglia da tempo. L'ONU da tempo sanziona più l'unica democrazia del Medio Oriente rispetto a tutte le dittature esistenti sulla faccia della terra. Il personale dell'Agenzia dei Rifugiati ONU, l'UNRWA, bazzicava, che è presente in Palestina, aveva un collateralismo quantomeno con Hamas, no? C'è materiale fotografico e documentale anche riferito al 7 ottobre, no? Che ha visto coinvolto membri di questa vetusta istituzione internazionale. Le istituzioni multilaterali internazionali non hanno ad esempio impedito l'invasione dell'Ucraina di Putin, per citare un episodio. Quindi è verissimo che funzionano sempre meno, non c'entra nulla Donald Trump, che anzi sta cercando con errori, con tutte le imperfezioni della storia che si fa in diretta, di costruire un nuovo ordine che rimedi i guasti del vecchio. Dopodiché ribadisce Macron, rifiutiamo il nuovo colonialismo e il nuovo imperialismo, detto da lui suona sempre con i toni ridicoli di cui sopra, ma rifiutiamo anche la vassalizzazione e il disfattismo. E poi la chiusura. Ciò che siamo riusciti a fare per la Francia in Europa va nella direzione giusta. Cioè ciò che lui ha fatto in Francia va nella direzione giusta, poi bisogna spiegarlo ai francesi che non ne possono più di Monsieur le Président, il cui gradimento è impicchiata da anni, ha nominato frotte di premier negli ultimi anni per tenere insieme governi appiccicaticci costruiti nei laboratori dell'Eliseo, che sono durati meno dei governi balneari della prima Repubblica Italiana. La crisi economico-sociale in Francia è sempre più avvitata, ma quello che ha fatto lui in Francia va nella direzione giusta. Quanto a quello che ha fatto in Europa, stendiamo un velo pietoso, visto appunto la figura barbina dello pseudo progetto dei volonterosi. Chiusura microniana. Più autonomia strategica, meno dipendenza rispetto agli Stati Uniti come rispetto alla Cina. Cioè qui attenzione, sembra anche che risuoni un'equivalenza, cioè per il presidente della Francia, che è la principale potenza militare europea continentale, comunque dotata di atomica, paese, cultura, storia importante per l'identità di quello che chiamiamo Europa e Occidente, per costruire un'equivalenza tra Stati Uniti e Cina, cioè nella nuova guerra fredda che ormai è sotto gli occhi di tutti, nella nuova sfida per l'egemonia globale che è sotto gli occhi di tutti, tra gli Stati Uniti, quelli tra l'altro che in quel mattino del 44 sbarcarono in Normandia per restituire la libertà ai francesi, non so se vi ricordate, tra gli Stati Uniti e la Cina totalitaria retta dal partito unico comunista, che ha al suo interno i campi di concentramento, il Laogai, che sta coltivando progetti ormai dichiarati di dominio globale, tra queste due realtà l'unica cosa che sa dire il presidente francese è autonomia strategica. Sono equivalenti per lui? Il giorno che Macron, scusate, uscirà dall'Eliseo sarà sempre troppo tardi. Grazie a tutti, a domattina.